Gestazione per altri, maternità surrogata, utero in affitto. Molti desiderano essere genitori, ma questo è impossibile per le coppie in cui la donna non può avere figli. È impossibile per le coppie di 2 uomini o 2 donne. È impossibile per le persone sole. Queste persone desiderano essere genitori, ma non possono diventarlo. Sono chiamati genitori di intenzione. La loro soluzione è sfruttare la maternità surrogata. I genitori di intenzione, quindi, cercano una donna che partorisca per loro un figlio. Per farlo, contattano apposite agenzie che offrono cataloghi di portatrici disponibili. Si firma un contratto, si discutono le condizioni della consegna del bambino, si stabilisce il prezzo, le spese legali, i trattamenti sanitari e il compenso della madre portatrice. Si prelevano quindi il seme e gli ovuli dai genitori di intenzione. Nel caso di 2 uomini, 2 donne o singoli, il seme e gli ovuli mancanti sono comprati da estranei. Ovuli e spermatozoi sono poi fecondati in vitro e impiantati nell'utero della madre surrogante. Questa pratica causa gravi conseguenze per la salute delle donne e dei bambini concepiti, come danni da iperstimolazione ovarica, tumore al seno, emorragie postpartum, nascita prematura, trauma da separazione. In alcuni casi, la morte della donna o del bambino. Nella gravidanza, la madre è sotto controllo medico e potrebbe dover sospendere le sue attività. Se il bambino non è conforme alle pretese, si chiede alla madre di abortire e lei non si può rifiutare. Dopo il parto, la mamma deve abbandonare il neonato che ha portato in seno e consegnarlo ai committenti che lo hanno ordinato e pagato. Visto che nessun paese permette la compravendita di esseri umani, perché questa pratica dovrebbe poter essere legale? L'utero in affitto è mercificazione eugenetica di gameti maschili e femminili allo scopo di produrre bambini come fossero oggetti. L'utero in affitto è un contratto commerciale per la fornitura di figli. L'utero in affitto sfrutta il corpo della donna per questo scopo. L'utero in affitto comporta l'abbandono di un figlio da parte della mamma che l'ha tenuto e nutrito in grembo per 9 mesi. L'utero in affitto permette di comprare un figlio con una spesa ingente che va dai 40 ai 150.000 euro. Solo le persone ricche possono permettersi di affittare un utero. Le donne più bisognose diventano gestanti per necessità, affittano il loro utero alle persone più ricche. Noi non vogliamo un mondo in cui è possibile comprare figli su ordinazione. Se il figlio fornito non soddisfa i committenti, viene abortito. Noi non vogliamo un mondo in cui schiere di donne vendono il loro corpo per capricci d'altri. Noi non vogliamo un mondo in cui la persona è un prodotto commerciale per arricchire le agenzie. Purtroppo però, se non faremo nulla, questo mondo orribile sarà il tuo. Vuoi che lo sia? Noi no.